Ritorniamo in studio, stiamo parlando del nuovo codice della strada e delle polemiche legate a questo. Sicuramente, secondo i dati che vi abbiamo mostrato e che vi facciamo vedere anche durante questa seconda parte del Focus, sono diminuiti nel primo mese dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, sono diminuiti gli incidenti, ci sono vittime in meno, quindi in qualche modo proprio grazie a queste restrizioni stanno diminuendo gli incidenti. Ne stiamo parlando in studio con Francesco Seminara, giornalista enogastronomico di Repubblica, sommelier. In collegamento c'è Paolo Porfidio, sommelier a Milano, enologo, fondatore di Wine List, e anche con il vice questore della Polizia Stradale della Sicilia Orientale, Angelo Tancredi. Allora, dottore Tancredi, proviamo a... Francesco, proviamo a fare un attimo un sunto, no? E arrivare un po'. L'argomento è vasto, l'argomento è vasto. Arriviamo un po' al dunque, perché la domanda è perché ho collegato e ho affiancato anche i due sommelier. Si sta parlando del mondo del vino, che in questo momento sta ricevendo sicuramente una batosta, perché si parla di calo del 20, 30, 40% delle vendite del vino al ristorante, comunque nei locali, nei luoghi deputati per la vendita di alcolici. Vino e alcolici. Vino e alcolici. La birra, gli altri tipi di alcol, i distillati, insomma, è tutto il comparto che viene a essere depauperato. Ok, Francesco, dicevamo con il dottore Tancredi, il codice non è cambiato, le pene non sono aumentate, se non per le recidive. Ma allora alcune sanzioni, ma ne parlavamo anche prima, dottore, fuori diretta, sono state inasprite, come la sospensione della patente è stata prolungata. No. Se ci si trova fra gli 8 e l'1,5. Allora spiego in maniera definitiva, e anche poi, perché prima... il codice della strada è geometria e matematica, quindi è abbastanza semplice. Apro e chiudo la parentesi. Da 0,50 a 0,80 siamo nel campo dell'amministrativo, sì. Non viene considerato penale, la sospensione va da 3 mesi a 6 mesi. E non è cambiato nulla rispetto a prima? Non è cambiato nulla. Da 0,80, io uso lo 0, da 0,80 a 1,50 praticamente va da 6 mesi a 1 anno, e da oltre 1,50 va la sospensione di guida, praticamente va oltre 1 anno, ed è rimasto tutto invariato. Per questo io nella premessa ho detto che la disinformazione o l'errata informazione ha coinvolto un settore dove noi obiettivamente non abbiamo visto un cambiamento, per cui adesso si è creata questa, chiamiamola, psicosi collettiva, che poi associare la prudenza o le precauzioni finalizzate alla riduzione incidenti stradali va benissimo, ma, e qui chiudo, i paesi del nord Europa che fanno un consumo enorme rispetto al nostro, i paesi dell'est, dove addirittura il tasso per tutti è 0, non hanno avuto alcun tipo di problema, perché hanno una cultura del bere e l'organizzazione di mettersi alla guida. Ma come hanno si anche suol servizi dire, migliori, perché però hanno anche delle abitudini. Per esempio lì a Turno uno di quelli che è deputato poi a guidare la macchina non beve, però quello che voglio dire, io sono d'accordo alla fin fine con voi dicendo che questo terrorismo che si è creato, che è stato creato, questo indotto, non trova rispondenza poi in quello che è il quadro normativo. Ok, ritorniamo un attimo alla questione dei ristoranti, perché giusto Paolo e Francesco, perché fermo restando che non è cambiato nulla, ci andremo tutti quanti a rispolverare il codice della strada, anzi lo stiamo facendo in pratica in questi giorni. Che vorrei fare, che secondo me è fondamentale. È probabilmente la stessa, quindi è quella della valutazione psicofisica del soggetto. Se io sono a cena, a pranzo, fuori, insomma, voi avete l'obbligo di fare l'etilotest al fermato, e perché la valutazione psicofisica del soggetto non viene inserita all'interno di quella che è poi la sanzione che viene applicata? Perché la medicina, come dicevamo prima, non è matematica, quindi quello che può far stare male o bene a me non è la stessa cosa che può far stare male e bene lei. Io posso stare benissimo con mezza bottiglia di vino, una bottiglia di vino, un'altra persona può essere completamente ebbra.
Perché questa valutazione non viene fatta oltre al numero? Allora le spiego, quello che ha detto è giustissimo, nel senso che varia da persona a persona, dalla costituzione fisica, dalla corporatura, da quello che si è mangiato, eccetera. In realtà noi siamo vincolati da una riserva normativa che è l'articolo 186. L'articolo 186 del Codice della Strada ha sempre previsto che per riscontrare una ingerenza di sostanze alcoliche superiori al limite consentito, noi avevamo l'obbligo di utilizzare l'etilometro all'atto del controllo, oppure in caso di incidenti stradali, quando il ferito veniva portato all'ospedale, chiedere ai sanitari di farci lo screening per un'eventuale assunzione di bevande alcoliche. Quindi noi lì obiettivamente non abbiamo mai avuto possibilità di discostarci da quello che è l'obbligo normativo, mentre invece... Ma sarebbe utile però. Potrebbe essere... Ma prima dell'avvento dell'etilometro a bordo delle volanti, come funzionava? Allora, prima dell'etilometro parliamo di oltre 30 anni fa, perché io sono entrato a far parte della Polizia Stradale nel 94, noi già eravamo dotati di etilometro e ancora prima sicuramente c'erano degli apparecchi che forse non erano sofisticati come quelli attuali, però erano efficaci. Il discorso dell'alcol alla guida, in realtà bisogna essere obiettivi, è un discorso che è venuto fuori soprattutto per le stragi del sabato sera. Soprattutto in coincidenza alle stragi del sabato sera. Di due Quindi, mondi quando io differenti. quando io ero ragazzo, siamo obiettivi, noi guidavamo, potevamo anche bere, ma nessuno ci fermava per fare un controllo dell'alcol. È una cultura che è venuta fuori a seguito poi dell'allarme sociale che si era creato. E perché, chiudo, la prima causa di mortalità in Europa da 14 a 28 anni è l'incidente stradale. Quindi, e questo è sicuramente... Che non sempre è provocato dall'alcol comunque. Assolutamente no. Spesso i cellulari, le distrazioni, però vorrei fare una precisazione. Questo ulteriore inasprimento per quanto riguarda sostanze psicotrope, stupefacenti, alcol, deriva dal fatto che però i nostri dati statistici hanno una percentuale altissima di positivi in stato di alterazione psicofisica da alcol, droga e sostanze stupefacenti, e questo ve lo posso dire anche nel mio piccolo. Tutti gli incidenti che noi abbiamo, parliamo incidenti gravi, mortali o comunque sia di una certa gravità, abbiamo sempre riscontrato in molti casi una coesistenza anche di stato di alterazione psicofisica. Poi le dinamiche dell'incidente stradale sono molteplici. Dottore Tancredi, ovviamente stiamo cercando di approfondire l'argomento che riguarda i ristoratori, perché anche da casa ci scrivono e siamo in chiusura, lo so. Ormai evito di andare al ristorante, se devo soffrire senza poter bere un po' di vino preferisco rimanere a casa. Quindi passerei la parola a Paolo Porfidio. Però non sono d'accordo su questo. Infatti stiamo cercando proprio di dire questo e di spiegare, solo che ancora non siamo riusciti perché siamo in chiusura, ma devo fare ancora le ultime domande. Paolo Porfidio, nel frattempo i ristoratori, le persone che lavorano nell'indotto del vino, come te che sei un enologo, un bravissimo sommelier, ho letto di te il Leonardo da Vinci del vino italiano. Ecco, ma i ristoratori, voi in questo momento sicuramente starete cercando delle soluzioni, degli etilometri al ristorante, dei servizi, solo che il bus navetta, taxi o altro. Sicuramente la prima soluzione è quella operativa al ristorante, quindi offrire sempre di più un'alternativa alla bottiglia e quindi creare dei momenti di degustazione, dei menù in abbinamento al calice, cosa che già esisteva ed era già in aumento anche per appunto gli stessi inasprimenti passati appunto di queste leggi del codice stradale. Sicuramente questi sono in aumento, così come sono in aumento anche i consumi, e quindi da parte nostra un maggiore impegno di ricerca in quelle che sono le bevande low alcol e no alcol. Ecco. Sicuramente non deve essere l'alternativa e non deve essere la soluzione, però chiaramente
l'importanza da parte nostra, l'impegno da parte nostra è quella di offrire e garantire anche una soluzione, perché in città grandi come Milano o le grandi province sicuramente i taxi, i mezzi di trasporto possono essere una soluzione, ma nelle piccole province, nei piccoli comuni questo è un problema che si sta verificando anche a detta di molti colleghi. Sicuramente una discriminante per scegliere un ristorante, in passato era addirittura le 10, le 20 euro su un piatto, su una bevanda, oggi diventa importante anche dover scegliere se spendere 50-60 euro per un taxi o un altro mezzo privato di trasporto, appunto con conducente. Per cui tutto deve partire dal ristoratore, un servizio sempre mirato più alla qualità e, come si parlava anche da parte di Assoenologi e da altre associazioni, anche magari incentivare il consumo della bottiglia non terminata anche a casa, quindi la possibilità da parte del ristoratore di dare la bottiglia da portare a casa per terminarne il consumo. Paolo, scusami, oppure dotarsi di strumenti virtuosi come il Coravin, ad esempio, che permette di sbicchierare senza necessariamente dover consumare tutta la bottiglia intera. Sicuramente, è un piccolo investimento da parte del locale o del ristoratore, ma garantisce cos'è il Coravin? Il Coravin è uno strumento, un brevetto italiano, tra le altre cose, correggimi se sbaglio Paolo, che insufflando dell'argon, che è un gas inerte, ti permette di tappare, anzi stappare la bottiglia senza stapparla, tramite un ago all'interno della tappo. Confermo. Questo ti permette di, come dire, poter sbicchierare qualsiasi tipologia di vino senza tapparlo, senza stapparlo, e quindi il vino rimane intonso intatto, per sempre. Però non tutti i ristoratori possono affrontare una spesa che è intorno a, Paolo, hai 300 euro più o meno? Sì, qualche centinaia di euro, però appunto diventa sempre più importante avere questa tipologia di strumenti, il Coravin, così come altri strumenti che permettono la mescita di vino senza comprometterne la qualità appunto della bottiglia, appunto senza stapparla, sicuramente diventa fondamentale, per cui fa parte del lavoro di ricerca e alternative trovate da parte dei ristoratori nei confronti del servizio del vino, assolutamente sì. Ovviamente tutto perché bisogna comunque mantenere la sicurezza in strada, ovviamente non si gioca quando ci si mette in auto in qualsiasi occasione, sia se si è bevuto, sia se non si è fatto uso di... Ma sai cosa mi viene in mente? Il titolo di un bel libro di Mauro Corona di qualche tempo fa, che è Guida poco che devi bere. E già da questo secondo me si capisce. Vedo che il dottore non è tanto, però il punto è che se si guida non si beve, questo bisogna dirlo. Scusatemi, io anche su questa cosa non vorrei, perché poi, ripeto, io a fin dei conti sono un operatore della polizia stradale in particolare, però la cultura del bere è una cosa diversa, che non è dissociata dalla guida, cioè è il motivo anche per cui diciamo le stesse cose forse in maniera diversa. Io dal mio angolo di visuale, io che non sono siciliano e sono venuto in Sicilia per mia libera scelta, posso godere, non sono un grandissimo bevitore, ma amo i vini siciliani, e tutte le volte che io vado a cena e faccio una mangiata abbondante, non mi priverò. Esatto, diamo i consigli, perché in tutta la puntata in fondo era dedicato proprio a questo, a cercare soluzioni. Ne abbiamo parlato con Paolo, ne abbiamo parlato con Francesco, e dare anche consigli da parte della stradale, perché non occorre privarsi della bottiglia di vino, del bicchiere di vino, quando è ovviamente una bisogna conoscere anche l'apparecchio che noi usiamo, perché l'apparecchio che noi usiamo alla fin fine è l'etilometro, e quindi molti non sanno neanche di cosa... Quanto tempo dopo aver bevuto ci si può mettere alla guida? Andiamo sul pratico, perché dobbiamo chiudere, siamo davvero in ritardissimo. Non bere a stomaco vuoto intanto. Ecco, bravissimo, do delle cose che sono oggettive. Allora, il bere a stomaco vuoto lontano dai pasti si deve evitare, soprattutto dopo che si è bevuto a stomaco vuoto. Non bisogna immediatamente dopo mettersi alla guida, perché l'etilometro, che è una macchina
macchina tutto sommato semplice. Nel momento in cui noi ingeriamo l'alcol e espiriamo, il picco è subito alto, tant'è vero che noi abbiamo fatto delle prove anche con i sommelier e loro bevevano subito dopo bere, facevano i chilometri, il picco era altissimo, dopo 5 minuti praticamente scendeva drasticamente. Quindi, se si va al ristorante si può bere anche 2 bicchieri di vino, quanto tempo dopo ci si può mettere in auto per guidare in maniera sana, in maniera lucida? La cosa consigliabile è subito dopo che abbiamo, mentre mangiamo, dall'ultimo bicchiere di alcol che noi ingeriamo, far passare quanto più possibile lasso di tempo. Quindi, per almeno esempio, un'ora. Un'ora sarebbe perfetto, ma anche se fosse una mezz'ora. Cerchiamo quindi la fate sintesi. le tende al ristorante, bravo, insomma. cerchiamo la sintesi e dobbiamo davvero chiudere. Mettetevi in strada, se avete bevuto comunque in coscienza, non stiamo parlando delle serate, non stiamo parlando dei superalcolici, stiamo parlando del mondo del vino, che è tra l'altro, o della birra, diciamo della cultura del buon bere, che è un mondo vastissimo e che riguarda un'economia, tiene in piedi un'economia italiana molto rilevante. Scusatemi, che deve continuare. Infatti stiamo cercando di dire proprio questo. Bisogna stare attenti agli aperitivi però, per esempio, perché gli aperitivi state attenti agli aperitivi, non bevete a stomaco vuoto. Al ristorante potete bere anche più di un bicchiere di vino, ma se si mangia molto, se mangiate adeguatamente, ma rimanete al ristorante liberando il tavolo, giusto Paolo? Per un po' più di tempo, quindi in questo modo anche i ristoratori potranno organizzarsi come con un post cena senza alcol, però senza un'ora di cena, 2 ore di stallo, perché a volte è abitudine ci sarà un intrattenimento al ristorante, insomma si organizzeranno. Però scusate, ma a volte è abitudine farsi 2 bicchieri di vino e poi ci si fa 2 o 3 grappini, 2 o 3 amari. Allora cerchiamo anche di associare, per questo, la cultura del bere. La cultura del bere va in sintonia con la sicurezza stradale. Perché l'obiettivo poi è quello, la sicurezza stradale. Ripeto, e noi siamo concentrati sullo sballo, quello è il nostro incentivo. Ovviamente un altro discorso. Francesco, una battuta perché siamo in chiusura nel frattempo. Io auspico, dottore, che parliate con il fermato, quantomeno per capire chi si ha davanti e non guardare semplicemente un numero che nulla dice rispetto alla capacità effettiva del fermato di poter guidare la macchina. Io mi auguro questo, per l'economia del vino e per la salute psicofisica del fermato. Io penso di esprimere anche quella che è l'opinione del legislatore. Sappia solo una cosa: per quanto concerne il penale noi non abbiamo discrezionalità. Se siamo su un dato che riguarda il penale abbiamo l'obbligo di procedere. Però, ripeto, l'informazione e l'educazione stradale sono fondamentali. Grazie Paolo Porfidio per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Francesco Seminara, grazie dottor Angelo Tancredi della Polizia Stradale della Sicilia Orientale. Siamo andati un po' lunghi, quindi grazie anche ai nostri tecnici della regia per aver avuto un po' di pazienza, ai nostri telespettatori per averci seguito. Mi sa che torneremo sull'argomento. Arrivederci.